ci troviamo a Solighetto in mezzo a un vigneto di glera e ahimè ci troviamo con una temperatura che, pur essendo le 5:30 del pomeriggio, siamo ancora intorno ai 30 gradi centigradi. Un'annata questa che per il momento non presenta particolari difficoltà da un punto di vista sanitario, se non purtroppo un'altra volta per le grosse problematiche che abbiamo della flavescenza dorata. Difatti anche su questo filare si vede bene che mancano 3 o 4 viti sostituite per il motivo che vi ho appena detto. Bene, quindi dicevamo, oltre al problema della flavescenza dorata, ciò che in qualche modo sta interessando l'annata e sta creando una situazione di vera attesa, di vera elettricità che quasi si può quasi toccare con mano, è innanzitutto la situazione climatica, questo caldo stranissimo da avere già a maggio, scusate, temperature di circa 30 gradi, questa pioggia che è ancora scarsa, è troppo scarsa per le necessità idriche della pianta e quindi potrebbe tra 10 o 15 giorni creare dei veri problemi, e poi ancora per questi eventi climatici estremi di cui la grandinata di 8 giorni fa ne è un esempio: 30 km di striscia grandinigena già a fine maggio e addirittura anche di notte. 3 elementi questi abbastanza inusuali. Nel complesso quindi è un'annata che si sta presentando, a parte la flavescenza, tutto sommato senza grosse difficoltà sanitarie. La fertilità delle gemme è secondo quanto era stato previsto da Estendavitis, quindi una fertilità media. I grappoli siamo già in una fase avanzata di allegagione, siamo proprio in una piena fase di accrescimento acino. Quindi direi che tutto sta procedendo per il meglio, se non per questo senso così forte di attesa per un qualcosa che potrebbe succedere, di cui i primi segnali si sono già avuti. Quindi ecco, veramente è un'annata caratterizzata dal mio punto di vista, da quanto sento dire dai nostri soci, da quanto avverto proprio nell'aria, da questo grosso senso di attesa nei confronti di quello che succederà le prossime settimane. Quindi riassumendo, siamo veramente nelle mani di ciò che succederà le prossime 3 o 4 settimane. Abbiamo bisogno che piova, abbiamo bisogno che le temperature calino un po', abbiamo bisogno di poter condurre una lotta efficace nei confronti dello Scaphoideus titanus. Quindi una vendemmia che ad oggi, se non per quanto vi ho detto, si presenta sotto dei buoni auspici per quanto riguarda la produzione, per quanto riguarda la sanità e per quanto riguarda anche la conformazione del grappolo. Un grappolo molto lungo e un grappolo molto spargolo. Abbiamo avuto un'altra cosa da sottolineare e che porta ancora a capire quanto sia un'annata un po' strana, un recupero di fase fenologica veramente intenso. Abbiamo avuto un germogliamento con circa 10 giorni di ritardo e una fioritura addirittura con 12 giorni di anticipo, quindi la fase germogliamento-fioritura è stata addirittura di circa una ventina di giorni più breve rispetto a quella che è la media storica, o comunque quello che era il ricordo dell'annata precedente. Ma comunque in ogni caso una vite che sta dimostrando di sapersi adattare a quelli che sono gli aspetti del cambiamento climatico.